Raffaele Padrone, segretario regionale dell'UGL Sicurezza Friuli Venezia Giulia, sarà anche un Far West, ma se si continua su questa strada, prima o dopo ben venga il Far West, Sì, purtroppo sì, noi lo ripetiamo, finiamo di stufare, no? Ma io credo che quando si parla di sicurezza bisogna stare attenti, non si stufa mai, nel ripetere, di fare appelli a tutti i governi che abbiamo avuto finora, che la sicurezza è una cosa importante, cioè la sicurezza è la democrazia, è il pilastro della democrazia. Quello che è successo a Milano, per un'altra volta, identifica che tutti i rapporti, il buon vivere in Italia non esiste più. Allora un gruppo di disgraziati, bene, si sono isolati da quel corteo e sono andati in una zona vietata. Bene, noi dovremmo essere in grado di respingere con la forza. Guardi che condizioni li hanno ridotti. Quella è vernice rossa. Fermi, impassibili. Impassibili. Perché se avanzano vai sotto processo. Questo è il problema. Cioè, noi non possiamo più garantire un tot di sicurezza, il minimo. Noi siamo lì per garantire a persone normali di fare la loro manifestazione. Queste persone escono da questo seminario. Allora, quello che dico io, se uno esce dal confine, che il confine è quello dettato... E anche quell'immagine in Russia come invece arresta... L'ho visto ieri sera nella sua copertina, delle cose che qua forse i nostri colleghi dei Nox, che saranno presenti ad esempio anche a Milano, visto che parliamo di Milano, saranno lì presenti, ma non saranno quelli che andranno a fare i cortei. Guarda la Russia, tanto per farvi capire, gli Stati Uniti conosciamo, questi qua sono i russi invece, sono i corpi speciali della polizia russa. Ma se uno dei nostri poliziotti fa così... Io vengo qua sicuramente... E se fa così? Sembra un film, ma non è un film. E questa è la cosa grave, direttore, che non possiamo... Ha notato che i poliziotti in Inghilterra non hanno il casco e non hanno neanche il numero sul casco? Non gli serve. Non gli serve. La Francia la conosco, non dire che... Questo è il problema. Allora noi non possiamo fare niente. Ma questa è colpa anche della politica, no, è colpa della politica, non è colpa della polizia. I politici sono cacassotto e assoggettati ai media e assoggettati. Abbiamo il fiore, direttore. Basta aver visto con i rimborsi del Consiglio regionale, no? Subito che qualcuno ha alzato il ditino, tutti crack. Poi sa cosa fa la politica in Friuli Venezia Giulia? Magari ti dà un computer, ti dà il toner e ti dice che ha aiutato la polizia. Grazie Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL.